Buongiorno a tutti, buongiorno a chi è in sala e buongiorno anche a chi ci sta vedendo, ci starà vedendo su YouTube. Innanzitutto, per cominciare, ho pensato di proporvi una citazione che la leggiamo. Due galee si investono per le prue nel mezzo dello spazioso mare. Esse sono incastrate e avvinghiate e al soldato non rimane altro spazio che quello che gli concedono due piedi di tavolato dello sperone, e con tutto ciò, pur vedendo che alla prima disattenzione nel mettere i piedi andrebbe a visitare il profondo seno di Nettuno, con tutto ciò, con intrepido cuore, spinto dall'onore che lo pungola, si mette a far da bersaglio a tanta fucileria e cerca di passare per un così angusto spazio alla nave nemica. E ciò che fa più meraviglia è che non appena uno è caduto da dove non potrà più rialzarsi sino alla fine del mondo, ecco che un altro immediatamente ne occupa il posto, e se anche questo cade nel mare che l'aspetta come un nemico, prende il suo posto un altro e poi un altro, senza dar tempo al tempo che muoiano, che è il più gran valore e ardimento che possa riscontrarsi fra tutti quanti gli episodi di guerra. Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancia. Allora, cosa c'entrano Miguel de Cervantes e il Don Quixote con lo scontro di galee che qui ha descritto e con la battaglia di Lepanto? C'entra perché quando Cervantes aveva 24 anni era imbarcato sulla galea La Marchesa, che era una delle galee di proprietà di Giovanni Andrea Doria, ed era schierata sul corno sinistro, sul lato sinistro della flotta di Lepanto, l'ala comandata dal veneziano Agostino Bargarigo. Cervantes faceva parte della fanteria spagnola imbarcata sulle galee ed era un comandante di scialuppa. Cervantes viene ferito al petto e alla mano sinistra durante la battaglia. Dopo la battaglia viene ricoverato all'ospedale a Messina e, nonostante gli siano prestate delle cure, perderà per sempre l'uso della mano sinistra. E lui diceva per la maggior gloria della mano destra, come diceva appunto. Cervantes parlava di Lepanto come della più grande giornata che videro i secoli. Ecco, noi oggi vogliamo appunto parlare e anche noi un po' ricordare la battaglia di Lepanto, giusto perché il 7 di ottobre 2022 saranno 451 anni che ricorre l'anniversario della battaglia di Lepanto. Qui, come vedete, io mi chiamo Marco Bognardi, io faccio il professore di metallurgia al Politecnico di Milano e ormai sono da tanti anni che mi interesso di storia, direi che mi interesso di storia prima ancora che cominciassi a studiare ingegneria. Io in particolare mi occupo degli aspetti tattici e strategici della guerra, oltre ad alcune, tematiche più specifiche che sono legate ad esempio alla tecnologia, ai regolamenti militari, agli ordinamenti, alle dinamiche psicologiche sul campo di battaglia. Direi, prima di continuare, voglio ringraziare anch'io Domus Orobica per l'ospitalità e per voi che siete qui presenti. Un saluto anche, come dicevo all'inizio, a chi mi sta seguendo su YouTube. Per questa presentazione io devo fare poi un ringraziamento particolare al professore Emiliano Beri dell'Università di Genova e del laboratorio di storia marittima e navale che sta appunto all'Università di Genova, perché obiettivamente senza il suo aiuto io questo intervento non sarei riuscito a metterlo insieme, e mi ha dato un notevole contributo riguardando anche alla fine, da cima a fondo, quello che io avevo pensato di presentare e di raccontare. Allora, parlando di Lepanto, cominciamo col mettere lì alcuni punti fermi. Allora, innanzitutto la data della battaglia. La data della battaglia è il 7 ottobre 1571. La prima osservazione che facciamo relativamente alla data della battaglia è che nel 1571 era ancora in vigore il calendario giuliano. Quindi, siccome dal 1582 entra in vigore il calendario gregoriano e vengono aggiunti 10 giorni alle date che erano indicate in precedenza, praticamente il 7 ottobre 1571 è per noi quello che è il 17 ottobre 2022, o in quel caso sarebbe 1571. Questo per dare un'idea anche del periodo di autunno avanzato in cui si era entrati nel momento in cui è avvenuta la battaglia.
Poi vi è una seconda osservazione da fare sulla battaglia di Lepanto che riguarda la denominazione. La battaglia di Lepanto è stata combattuta, come vedete in questa immagine, in un braccio di mare aperto nel Golfo di Patrasso, non a Lepanto, perché Lepanto è nel punto indicato su questa immagine con il numero 1 ed è il punto che è stato preso a riferimento dalle fonti spagnole e italiane per indicare la battaglia. Si trovava circa 80 km all'interno del Golfo di Patrasso rispetto a dove la battaglia è stata combattuta. I veneziani invece, nelle loro fonti, nei loro documenti, parlano di battaglia delle isole Curzolari. Le isole Curzolari sono quelle indicate dal numero 2, sempre sulla cartina, che sono le odierne isole Echinadi. Lì vedete anche le rotte di avvicinamento delle due flotte, in blu la flotta della Lega Santa, in rosso la flotta ottomana, e vedete anche una prima indicazione sommaria dello schieramento, 2 ali, un centro e in entrambi i casi una riserva. Che cos'è Lepanto? Lepanto è considerata unanimemente una delle più grandi battaglie navali della storia, sicuramente una delle più importanti e una delle più conosciute, è sostanzialmente considerato una pietra miliare della storia militare, un punto di riferimento. Mi viene in mente ad esempio Alberto Santoni, che è uno storico militare navale che è morto nel 2013, ho avuto anche la fortuna di conoscerlo, che negli anni 80 del secolo scorso aveva scritto un libro che si intitolava Da Lepanto a Hampton Road, questo per evidenziare, appunto, perché vi racconto questa cosa, per evidenziare che la battaglia di Lepanto è sostanzialmente un punto di svolta della storia militare navale ed è una cesura tra quello che è avvenuto prima e quello che c'è stato dopo. Durante questa battaglia la flotta della Lega Santa ottiene, come penso sappiate tutti, una grandissima vittoria contro la flotta dell'Impero Ottomano, una vittoria certamente limpida e una vittoria inequivocabile. Qui vedete quelli che sono i numeri delle due flotte prima della battaglia, almeno secondo una delle tante ipotesi ricostruttive. Le fonti non sono perfettamente concordi sui numeri. Certamente le fonti ci dicono che la flotta ottomana aveva un numero di galee maggiore rispetto alla flotta della Lega Santa, però i numeri precisi non ci sono, ok? Sostanzialmente cosa è successo? In un braccio di mare di circa 15 km di ampiezza più o meno e 1 chilometro di profondità si sono affrontate qualcosa come 400 galee e 120.000 uomini. È una dimensione di flotte che è assolutamente inedita, almeno per quanto riguarda l'età medievale e l'età moderna. Se noi passiamo all'età contemporanea, cioè quella che va da grosso modo dalla metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, bisogna attendere per avere un numero di unità navali in campo lo Jutland 1916, piuttosto che la battaglia del Golfo di Leyte sul fronte del Pacifico nel 1944, per riuscire ad avere un numero di unità, ripeto, in mare pari se non forse superiore, mi viene in mente la battaglia di Leyte, a quelle della battaglia di Lepanto. Questi invece sono, come dire, i numeri della vittoria. Come abbiamo detto, la flotta della Lega Santa riporta una vittoria evidente e produce nella flotta ottomana un totale di perdite dell'ordine dell'80%. Sostanzialmente la vittoria ha dimensioni inedite, la flotta ottomana viene sostanzialmente annientata, 130 legni, imbarcazioni catturate, almeno 80 affondate e le perdite della flotta della Lega Santa sono trascurabili, 17 galee catturate e distrutte, di fatto le galee effettivamente distrutte a Lepanto sono soltanto 2, come vedremo poi alla fine. È certamente, come dicevo, una vittoria di portata eccezionale che è stata poi celebrata un po' in lungo e in largo da tantissimi autori, da tante fonti, anche dal punto di vista delle immagini, dei dipinti, degli arazzi, e qui ne vedete riportati un po' che ho cercato su internet e ho cercato di trovare quelli che ritengo i più interessanti.
come dire, Lepanto entra negli annali della storia militare, ma anche della storia del cristianesimo, viene sistematicamente, come vi dicevo, rappresentato un po' da tutte le parti. Si crea ovviamente, quando c'è una grande vittoria, il cosiddetto Pantheon degli eroi, la mitologia. Ogni città ha un po' i suoi eroi di Lepanto. Visto che siamo a Bergamo, siccome a Lepanto c'era anche una galea che combatteva sotto bandiera veneziana, perché Bergamo faceva parte della Repubblica di Venezia, c'era la galea Sant'Alessandro di Bergamo, e visto che io questa mattina ero a Brescia, perché io la mia compagna è di Brescia, e quindi io nel weekend sono a Brescia, ad esempio c'era la Santa Eufemia, che è la galea di Brescia. Nell'immaginario collettivo è diventata un po' la battaglia che è l'archetipo dello scontro tra i cristiani e i musulmani, tra i buoni e i cattivi. È la battaglia che ha fermato l'espansionismo ottomano, che ha annullato, come dicono gli storici militari, lo strumento di proiezione di potenza sul mare degli ottomani. Ma in una prospettiva storica è tutto vero quello che ci è stato raccontato, che ci è stato tramandato? Io spero, con questa chiacchierata che facciamo insieme, di poter dare qualche risposta. E allora, per partire, come al solito, facciamo subito un po' di polemica, visto che mi piace. Qui vedete a sinistra 2 francobolli. L'anno scorso le Poste Italiane hanno emesso 2 francobolli commemorativi. Nel primo si parla della galena stefaniana a Lepanto. Ovviamente galena è un errore, perché il termine corretto è galea. Per quanto riguarda invece l'immagine che vedete a destra, si riferisce a un convegno, uno dei tanti convegni che sono stati fatti l'anno scorso in occasione del 450° della battaglia di Lepanto. 1571-2021 Lepanto, una vittoria europea. È un convegno fatto all'Università di Venezia il 7 ottobre 2021. Ovviamente il dubbio è legato alla definizione. Una vittoria europea, Lepanto è una vittoria europea o forse no? Direi di no, perché gli stati tedeschi non erano presenti, perché sono nel pieno delle guerre di religione dopo la riforma protestante. I Paesi Bassi non sono presenti a Lepanto, perché sono in rivolta con la Spagna dal 1566, la cosiddetta rivolta dei pezzenti. La Francia non c'è, perché con la pace di Cateau-Cambrésis del 1559 ha appena concluso una lunga guerra con la Spagna per il predominio in Italia, e tra l'altro anche lei è alle prese con le guerre di religione. Se voi pensate che la notte di San Bartolomeo è dell'agosto 1572, cioè un anno dopo Lepanto, potete immediatamente trarre delle conclusioni. Non ci sono neanche, può sembrare paradossale ma è così, non ci sono neanche gli Asburgo d'Austria, non ci sono perché sono in pace, hanno stipulato una pace con gli ottomani. L'Inghilterra non c'è perché la sovrana è Elisabetta I Tudor, che contende alla Spagna il predominio sugli oceani. Se vogliamo cominciare a entrare nel merito di Lepanto, scusate, mi tocca dire che ogni volta che si studia una guerra è necessario capire bene quella che è la situazione strategica in cui è inserito il conflitto. Mi permetto di dire che questo è vero sia per il passato ma anche per le guerre moderne. Non lo so, mi viene in mente ad esempio il conflitto attuale tra Russia e Ucraina. Altrimenti quello che si rischia di fare è di non comprendere bene quali che sono le ragioni dell'azione militare delle parti in causa, e si rischia spesso di avere un comportamento manicheo fatto di buoni e di cattivi, per cui quelli che stanno da una parte sono buoni, quelli che stanno da un'altra parte sono cattivi. Se vale qualcosa, io personalmente, occupandomi di guerra, studiando la guerra, io penso sempre a una cosa che dico spesso alle persone, che in guerra il più pulito ha la rogna, ok? Allora, io ho cercato di rappresentare la situazione strategica in cui si inserisce la battaglia di Lepanto con questa frase: un tavolo, 3 giocatori, 2 partite e un papa. Allora, qual è il tavolo? Il tavolo da gioco su cui avviene la battaglia di Lepanto è il Mediterraneo del Cinquecento, il cosiddetto continente liquido, come lo chiamava Fernand Braudel.
Il Mediterraneo del Cinquecento non è soltanto un'espressione geografica, non indica soltanto una regione, uno spazio di mare. Il Mediterraneo è di fatto il punto di incontro delle civiltà. Se voi studiate la storia guardando gli spazi geografici, si cambia anche la prospettiva con cui si vedono i fenomeni. Pensate che sulle coste del Mediterraneo sono nate e cresciute tantissime civiltà. Il Mediterraneo è stato e lo è ancora un luogo di incontro e un crocevia di commerci. È il crogiolo di scambi culturali, di politiche e di economie di vari paesi. Mi viene in mente, pensando all'Europa del Cinquecento e girando in senso orario, vedete lì la Spagna, la Francia, l'Italia come spazio geografico, perché quando noi parliamo del Cinquecento, parlando di Italia, mi viene in mente Genova, mi viene in mente Napoli, la Sicilia, Venezia, oltre a tutta una serie di altri piccoli stati e staterelli che erano presenti in Italia, ma anche la Grecia, i Balcani, la Turchia, il Medio Oriente, l'Egitto e il Nord Africa. Il Mediterraneo che cos'è? È la via che collega sostanzialmente l'Oriente all'Occidente attraverso l'Asia Minore e poi attraverso il Mar Nero. Come dice Braudel, non è un mare, è un complesso di mari, è un complesso di realtà che stanno insieme. Allora vediamo, guardate cosa scrive Braudel. Cos'è il Mediterraneo? 1000 cose insieme, non è un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi, non è un mare, ma un susseguirsi di mare, non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Tutto questo perché il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia, bestie di assoma, vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere. Se siete interessati ad approfondire, io vi consiglio molto di andare a leggere un libro che ha pubblicato Braudel, adesso non ricordo di che anni sia, del secolo scorso, è Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, per cui se vi interessa approfondire l'ho trovato particolarmente interessante. Però c'è da dire un'altra cosa, il Mediterraneo del Cinquecento non è soltanto un crocevia di merci e di persone, ma è anche e soprattutto uno scenario di conflitti. Non è soltanto uno spazio ideale di pacifica convivenza, come va tanto di moda oggigiorno rappresentare, perché è un luogo reale di violenza, di scontro politico e religioso, di scontro armato. È uno scenario di guerre sante, lo è stato nel Medioevo e lo sarà anche nel Cinquecento, di guerre di corsa, di pirateria, di sequestri di persona e di riduzione in schiavitù di popoli. Vediamo allora, quindi abbiamo visto il tavolo, adesso vediamo quali sono i 3 giocatori che su questo tavolo. Il primo giocatore è l'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano è il primo protagonista di questo tavolo da gioco. L'Impero Ottomano nasce in Anatolia, è la Turchia, l'attuale Turchia asiatica più o meno, nel 1299, in continuità con il sultanato selgiukide di Rum, e il fondatore dell'impero ottomano è un tal Osman I. Nel XIV secolo, quindi nel 300, gli ottomani erodono progressivamente, si mangiano progressivamente i domini bizantini e si espandono in tutta l'Anatolia, in tutta la Turchia, nei Balcani. Balcani più o meno è l'area dove si sono espansi gli ottomani, è l'area attuale della Bulgaria, e in Crimea. Nel 1453, questa è una data importante, gli ottomani conquistano Costantinopoli e quindi conseguentemente con la caduta di Costantinopoli cade per gli occidentali quello che è il punto di riferimento strategico in Oriente, soprattutto per una potenza quale era Venezia, che basava tutto, come avremo occasione di dire, sul commercio. Gli ottomani nel 1475 occupano tutto il Khanato di Crimea, e qui apro una parentesi. Recentemente, parlando con un collega in ufficio, mi dice: ma senti un po', ma cosa c'entrano i turchi adesso di mezzo con la guerra russo-ucraina? Che c'entrano i turchi con la Crimea? C'entrano perché se uno si studia la storia si rende conto che gli ottomani, la Turchia
del Cinquecento, ma anche l'impero ottomano successivamente ha sempre avuto fortissimi interessi in tutto il Mar Nero e in particolare nella Crimea. Nella prima metà del Cinquecento, che è sostanzialmente la parte che ci interessa, gli ottomani espandono ulteriormente i loro domini, soprattutto a opera del sultano Selim I e poi soprattutto di quel signore che vedete lì, che è il grande sultano Solimano il Magnifico, che dal 1520 governa l'impero ottomano. Ecco, qui vedete cerchiato in bianco quella che era il nucleo iniziale dell'impero ottomano, direi all'inizio del XV secolo, all'inizio del 1500, e poi vedete quelle che sono invece le espansioni successive. Queste sono le espansioni successive dell'impero ottomano che cominciano grosso modo dal 1512. L'espansione ottomana, come si vede qui, è caratterizzata da una serie di progressive conquiste, in particolare nel Nord Africa. Nel Nord Africa nel 1517 subentrano gli ottomani al sultanato mamelucco e quindi occupano l'Egitto, il Medio Oriente e la Siria. Vengono occupate nel 1516, viene occupata Algeri, che dopo alterne vicende, lo vedremo fra un attimo parlando della Spagna, diventa definitivamente un dominio ottomano nel 1525. Nel 1517 la Cirenaica diviene un sangiaccato ottomano e nel 1551 la stessa cosa capita alla Tripolitania. La battuta d'arresto c'è nel 1565, quando gli ottomani assediano Malta e vengono però respinti. D'altra parte, parallelamente a questa espansione, direi nel bacino del Mediterraneo, lungo le coste del Nord Africa, c'è tutta l'espansione ottomana nell'arcipelago greco, nei Balcani e poi in Asia. I possedimenti genovesi e veneziani che erano presenti nell'Egeo vengono progressivamente conquistati. Rodi, la base dei Cavalieri di San Giovanni, viene strappata, viene conquistata nel 1522 e nel 1526 gli ottomani penetrano in Europa e riescono a conquistare il regno di Ungheria dopo la battaglia di Mohacs. Nel 1529 assediano il primo assedio di Vienna e vengono però respinti. Peraltro gli ottomani hanno anche fortissimi interessi verso l'Oriente. Ad esempio nel 1534 gli eserciti ottomani riescono a conquistare anche Baghdad, per cui la frontiera persiana è sempre stata un particolare interesse per gli ottomani. Tra l'altro noi occidentali, che siamo abituati a vedere il mondo musulmano come omogeneo e uniforme, dovremmo ad esempio tenere presente il fatto che sulla frontiera persiana ci sono sempre stati e ci sono ancora notevoli contrasti, per il semplice fatto, ad esempio, che nel Cinquecento i persiani, e ancora adesso, quelle popolazioni sono sciiti, sono di religione musulmana sciita, mentre invece gli ottomani e quindi i turchi piuttosto che gli egiziani sono musulmani di tipo sunnita, quindi ci sono anche dei contrasti religiosi all'interno della religione musulmana. Quindi questo abbiamo visto, questo è il primo giocatore, è un giocatore senza dubbio impetuoso, con una grande spinta espansionistica. Vediamo quello che è il secondo giocatore. Il secondo giocatore a questo tavolo è l'impero spagnolo. Meglio sarebbe dire l'impero di Carlo V, il sovrano che ha regnato nella prima metà del Cinquecento sulla Spagna. Carlo V ha sostanzialmente ereditato un impero sia per linea paterna che per linea materna, perché il papà era Filippo I d'Asburgo e quindi eredita tutta la fascia di quelli che si chiameranno gli Asburgo d'Austria dell'impero spagnolo, e per linea materna, che la mamma si chiamava Giovanna di Castiglia, passata alla storia come Giovanna la Pazza, che era la figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, e quindi eredita tutta la parte dell'impero che sarà poi denominata gli Asburgo di Spagna. Carlo V diventa imperatore nel 1516,
diventa re di Spagna nel 1516 ed imperatore del Sacro Romano Impero nel 1519. È un impero indubbiamente mondiale e questo, il Cinquecento, è la cosiddetta età d'oro della Spagna. Ecco, qui vediamo quelli che sono i domini dell'impero di Carlo V. Cosa possiamo dire? Beh, innanzitutto Carlo V, dopo le lunghe guerre d'Italia che occupano grosso modo la prima metà del Cinquecento, ha prevalso sulla Francia, le guerre d'Italia combattute in Italia per il predominio, combattute tra la Francia e la Spagna, ha un potere immenso. Lui diceva un impero su cui non cala mai il sole. Dell'impero di Carlo V fanno parte, come vedete a sinistra, la Spagna, e poi guardate l'Italia, vedete il Ducato di Milano, lo Stato dei Presidi. Lo Stato dei Presidi è la zona dell'Argentario, di Orbetello, di Talamona, il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia, fanno parte dell'impero di Carlo V, il Regno di Sardegna e poi tutta la parte degli Asburgo d'Austria, e quindi il Sacro Romano Impero, le Fiandre, i Paesi Bassi, la Franca Contea, che poi è la Borgogna. Sotto la sfera di influenza spagnola non ci sono solo i domini diretti, ma ci sono anche una serie di altre entità che gravitano per interessi di svariata natura sotto l'impero spagnolo. Stiamo parlando ad esempio della Repubblica di Genova, del Granducato di Toscana, del Ducato di Savoia, e in un certo qual modo erano anche alleati con lo Stato della Chiesa. Da questo grosso impero sostanzialmente restano fuori due realtà. Una è la Francia, con cui la Spagna è sempre stata in guerra per moltissimi anni, e l'altra è la Repubblica di Venezia. Poi vi sono gli altri grandi alleati di Carlo V, che sono i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, i cavalieri che avevano perso l'isola di Rodi nel 1522, quindi Carlo V gli ha sostanzialmente concesso in uso l'isola di Malta e da quel momento diventano i Cavalieri di Malta. Parlando dell'impero di Carlo V, perché era un impero su cui non tramontava mai il sole? Perché non bisogna dimenticare i domini sostanzialmente del centro e del Sud America, quindi del Messico, del Perù e del Cile. Pensate che il Cinquecento, la prima metà del Cinquecento, è anche il periodo dei conquistadores spagnoli in America. Peraltro, dobbiamo dire una cosa, sembra strano, ma la Spagna in questo periodo non è una vera e propria potenza marittima e nell'ambito del Mediterraneo ha necessità, lo vedete dalla cartina geografica, di un collegamento via mare con i vari possedimenti italiani che aveva in particolare Napoli, la Sardegna e la Sicilia. Per cui, per una coincidenza di interessi, nel 1528 Andrea Doria e la Repubblica di Genova stringono un'alleanza con la Spagna di Carlo V. Spagna e la Repubblica di Genova si legano quindi a doppio filo e questo andrà avanti fino alla fine del Seicento. Questo che cosa comporta? Comporta che una repubblica molto ricca come è la Repubblica di Genova ha le capacità finanziarie per supportare le guerre della Spagna nel Mediterraneo e Andrea Doria, genovese, diventa ammiraglio delle flotte spagnole nel Mediterraneo e sostanzialmente l'artefice della strategia navale spagnola nella prima metà del Cinquecento. Anche il secondo giocatore, come l'impero ottomano, è comunque un giocatore impetuoso, è rapace, è un'aquila, ha delle notevoli spinte espansionistiche. L'interesse della Spagna è, per quanto riguarda il Mediterraneo, soprattutto il Nord Africa. Guardate quella che è la geografia del Mediterraneo. Se io voglio pensare di controllare e di gestire i commerci via mare in un braccio di mare che è quello del ponente del Mediterraneo, io devo controllare sostanzialmente la Spagna, l'Italia e il Nord Africa. In questo modo io chiudo completamente il bacino del Mediterraneo occidentale. Questa è la politica della Spagna. Diciamo che questa politica
non era recente, era iniziata addirittura nel 1492 ad opera di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che avevano unificato il regno e avevano espulso i Mori di Spagna dal regno di Granada. Conseguentemente i Mori di Spagna vengono espulsi e vengono mandati nel Nord Africa. Questa emigrazione di Mori nel Nord Africa innesta e supporta sostanzialmente una guerra ai traffici spagnoli. Da un lato ci sono questi esuli musulmani dalla Spagna, dall'altro lato nel Nord Africa ci sono questi emirati locali o questi governatorati nordafricani che facevano la guerra alle navi, ai traffici commerciali e ai legni spagnoli in movimento nel Mediterraneo. Quindi qual è la conseguenza? La conseguenza di queste operazioni militari è quella da parte di Carlo V, di cercare di conquistare i porti del Nord Africa per bloccare, lo scopo è quello di bloccare le incursioni dei cosiddetti corsari barbareschi che operavano dalle coste del Nord Africa. Orano viene presa da parte degli spagnoli, viene presa nel 1509, verrà persa poi nel 1732. Nel 1510 viene presa l'isola di Peñón, che ancora oggi è spagnola, sta nel Nord Africa ma è un'isoletta ancora spagnola. Algeri viene conquistata nel 1524, anche se sarà ripersa subito dopo, nel 1529, per opera del corsaro Barbarossa. Tunisi, anche questa è una cosa interessante, Tunisi era una roccaforte alleata della Spagna, perché a Tunisi comandava un sultano musulmano che era alleato degli spagnoli in funzione anti-ottomana. Questo per dire che non ci sono degli schieramenti legati a un'appartenenza religiosa piuttosto che un'altra. Ci sono come sempre succede, ci sono degli schieramenti legati a opportunità. Tunisi viene prima conquistata dagli spagnoli, verrà persa nel 1534, riconquistata nel 1535 e poi persa definitivamente nel 1574, qualche anno dopo Lepanto. Gerba, stessa cosa, un'isoletta appena sotto Tunisi. Gerba è stata spagnola dal 1521 al 1524 e poi ancora dal 551 al 1560 fino a essere poi persa definitivamente. Quindi è proprio nel Nord Africa, come vedete qui così, uno dei due punti in cui confliggono gli interessi. L'interesse ottomano, l'espansione ottomana verso il Nord Africa, e l'interesse spagnolo, anch'esso legato a un tentativo di conquista verso queste basi, questi punti d'appoggio nel Nord Africa. Il terzo e ultimo giocatore della partita è la Repubblica di Venezia. Qui vedete delle immagini, vedete quel riquadro bianco tratteggiato che rappresenta l'Arsenale di Venezia. L'Arsenale di Venezia era una potenza, dentro lì ci costruivano con degli schemi che ricordano molto vagamente lo schema attuale della catena di montaggio dell'IKEA, cioè avevano predisposte e preparate una serie di scafi, alberature, remi, eccetera, eccetera, per predisporre un certo numero di galee qualora ci fosse la necessità di utilizzarle in guerra. Si fondevano i cannoni, si produceva la polvere da sparo. Venezia, come dicevamo, è il terzo giocatore e aveva avuto il suo momento di massimo splendore grosso modo nella seconda metà del 400. Nella seconda metà del 400 sulla terraferma, vedete qua così, vedete là in alto a sinistra, sulla terraferma aveva spostato i propri confini sull'Adda, per cui come dicevamo all'inizio Bergamo e Brescia facevano parte della Repubblica di Venezia, ma anche la Val Camonica, parte del Cremonese, alcune zone costiere dell'Emilia Romagna. Venezia, come sapete benissimo tutti, era però soprattutto una potenza sul mare. Venezia era il cosiddetto Stato da Mar. I domini veneziani andavano dall'Istria alla Dalmazia,
dal porto di Durazzo in Albania fino all'isola di Corfù, che sta in questa posizione e che, come vedete, chiude il Golfo dell'Adriatico. La flotta veneziana che pattugliava l'Adriatico, fino al punto che vedete indicato con il mouse, era chiamata la flotta del Golfo, perché la Repubblica di Venezia riteneva che tutto l'Adriatico fosse il suo golfo. Okay? Erano veneziane però anche alcune basi che c'erano nel Peloponneso. Atene era sotto controllo dei veneziani, Negroponte, che è quest'isola, questa zona qua così della Grecia, era completamente veneziana, Creta era veneziana, Creta che all'epoca si chiamava Candia era completamente veneziana, e anche Cipro era veneziana. Addirittura di Venezia vi erano anche dei porti, dei punti di appoggio all'interno del Mar Nero. Qui invece vedete come erano ridotti i domini veneziani nel Settecento, all'inizio del Settecento. Si capisce chiaramente che nei 2 secoli trascorsi, a seguito di una serie di guerre, come dire, intermittenti con una tigre famelica che era l'impero ottomano, pian pianino questa tigre famelica aveva fagocitato buona parte dello stato da mar, diciamo, dei domini veneziani nel mare, e appunto erano state conquistate dagli ottomani. Queste guerre, vale la pena di rilevarlo, non erano delle guerre continue, non era come la Spagna che era continuamente in guerra con gli ottomani per il controllo del Nord Africa. Le guerre tra l'impero ottomano e la Repubblica di Venezia erano delle guerre a intermittenza, perché Venezia soprattutto era una potenza economica e i suoi principali interessi erano di tipo commerciale. La sua prospettiva era quella di commerciare soprattutto da Occidente a Oriente, da Ponente a Levante. Con la caduta di Costantinopoli, che abbiamo citato prima, del 1453, Venezia aveva perso il suo partner commerciale ideale di Levante, che era l'impero bizantino, e quindi giustamente direi da un punto di vista opportunistico, aveva stretto rapporti commerciali con la nuova potenza di scacchiere, che era l'impero ottomano. E devo dire, tra veneziani e ottomani facevano degli ottimi affari reciprocamente. Questa cosa era motivo di biasimo da parte di tutti gli altri stati diciamo così, cristiani che si affacciavano sul Mediterraneo. In particolare era motivo di biasimo per gli ispano-italiani e asburgici, che non vedevano ovviamente di buon occhio questo tipo di rapporti. Peraltro questa interazione tra veneziani e ottomani era assolutamente vitale, perché i veneziani nei confronti degli ottomani commerciavano beni di lusso e beni ad alta tecnologia, per esempio tessuti, vetri, strumenti tecnici, occhiali, orologi, carte geografiche, attrezzi in acciaio, contratti assicurativi, cannoni attraverso triangolazioni. Non è che se li sono inventate solo adesso le triangolazioni per le vendite di forniture militari. C'era anche un notevole scambio di persone lungo le rotte. Per contro, dall'altra parte, cosa acquistavano i veneziani dell'impero ottomano? Soprattutto acquistavano grano. Acquistavano grano che l'impero ottomano produceva nei Balcani e in Egitto, perché Venezia aveva una popolazione enorme per l'epoca. La zona della laguna contava circa 150.000 abitanti che dovevano essere sfamati quotidianamente. Una curiosità, anche questa non è una novità del mondo moderno, questi rapporti commerciali, anche quando l'impero ottomano e Venezia erano in guerra tra di loro, non venivano mai interrotti completamente, perché continuavano, perché l'interesse della borsa andava al di là anche delle questioni militari. Ovviamente di facciata c'era comunque una sorta di odio, direi che tra i veneziani e l'impero ottomano c'era una sorta di amore e odio. Per la maggior parte del tempo commerciavano, ma pian piano col passare del tempo l'impero ottomano faceva guerra ed erodeva alla Repubblica di Venezia i propri domini nel Levante. Leggiamo questa citazione, è una citazione che fa spesso Alessandro Barbero quando parla della battaglia di Lepanto, che è di questo storico, questo Khatib Selebi,
che è uno storico ottomano dell'inizio del Seicento, dice: i miscredenti di Venezia, genia destinata alla rovina, sono famosi per i beni abbondanti, il fiorente commercio e i traffici condotti perennemente con frodi e sotterfugi. Essi tirano avanti dissimulando con esibizione di amicizia, certo forzata, e però più degli altri infedeli, aspramente ostili nell'animo, restano in fondo nemici della vera fede. Finora direi che parlando di questi tre giocatori abbiamo parlato di rapporti internazionali, di economia, di interessi reciproci, però direi che in queste interazioni c'erano di mezzo anche molti aspetti legati alla religione, perché l'aspetto religioso nel Cinquecento era un aspetto fondamentale, non è certamente come accade oggi. La religione richiamava comunque nelle menti delle persone l'idea dello scontro delle civiltà. Pensate che qualche secolo prima erano terminate le crociate, richiamava l'idea delle crociate appunto, richiamava l'idea della guerra dei buoni contro i cattivi. La religione alla fine era, forse lo è ancora, era un'etichetta, era l'essere schierati da una parte o dall'altra. E questa cosa qui non bisogna mai dimenticarsela, al di là delle ragioni di politica internazionale, delle ragioni economiche e commerciali, non va mai dimenticata, soprattutto pensando alle guerre tra cristiani e musulmani nel Cinquecento. Abbiamo detto un tavolo, 3 giocatori, 2 partite. Quindi quali sono le 2 partite che si giocano? Le 2 partite che si giocano le vedete qui così. La prima è la guerra del blocco ispano-italiano e del blocco ottomano. Se volete, Lepanto, la guerra di Cipro, in una prospettiva storica di lungo periodo è un punto di convergenza, di questa guerra e della guerra che vedremo successivamente, è un punto di convergenza di 2 percorsi internazionali. Questa, come già dicevo precedentemente, è questa guerra permanente tra il blocco ispano-italiano, il blocco asburgico e i suoi alleati, e il blocco dell'impero ottomano. È una guerra che dura all'incirca 80 anni, come dicevo, dal 1492 fin dopo Lepanto, 1585, Lepanto del 1571, poi a un certo punto viene stipulata la pace nel 1585 tra l'impero ottomano e gli Asburgo di Spagna. Quindi circa 80 anni di guerra, ed è una guerra, come dicevamo, per il controllo del Nord Africa, mentre, questo sul fronte mediterraneo, mentre in ambito europeo è una guerra tra gli Asburgo d'Austria e gli ottomani per il controllo dei Balcani, per il controllo dell'Ungheria e per il controllo dell'Europa centrale. Ma per ora torniamo al Mediterraneo. In questa guerra quali sono i protagonisti, quali sono gli attori? Da un lato ci sono le flotte ottomane, e quindi ovviamente sono le flotte della Turchia, della Siria, dell'Anatolia, della Grecia, dell'Albania, le flotte dei governatorati di Algeri, Tripoli e Tunisi. Dall'altro lato ci sono le flotte degli Asburgo di Spagna, le flotte dei domini italiani, la flotta di Sicilia, di Sardegna, di Napoli, degli alleati della Spagna in Italia, quindi della Repubblica di Genova, il Granducato di Toscana, che poi il Granducato di Toscana era quello che dava in noleggio le galee allo Stato Pontificio. Il Ducato di Savoia, che partecipa a Lepanto con alcune galee, i Cavalieri di Malta. È il periodo, come abbiamo visto, in cui questi possedimenti del Nord Africa passano di mano dalla Spagna agli ottomani diverse volte. Addirittura, questa è una cosa che secondo me passa sempre in secondo piano e non molti conoscono, durante questa guerra tra la Spagna degli Asburgo e gli ottomani, a un certo punto la Francia, il re cristianissimo di Francia, dal 1536 al 1559 stipula un'alleanza con gli ottomani in funzione antispagnola, per cui ad esempio in questo periodo, il periodo che vi ho indicato, gli ottomani hanno accesso ai 2 porti principali francesi nel Mediterraneo, che sono Tolone e Marsiglia, come basi di appoggio. Addirittura tra il 1553 e il 1559 attaccano la Corsica e attaccano le isole Baleari. Quindi
è qualche cosa di variegata la situazione strategica del periodo. La seconda partita che si gioca è quella tra l'impero ottomano e la Repubblica di Venezia. È una guerra intermittente, come dicevamo, una guerra a correnti alternate, ed è legata principalmente alla politica espansionistica ottomana che mira a controllare e a sottrarre al controllo veneziano le isole del Mediterraneo, in particolare quelle del Mediterraneo orientale. Vediamo un attimo in dettaglio quali sono questi periodi di questo conflitto limitato. Se noi guardiamo al Cinquecento e guardiamo a queste guerre intermittenti, noi vediamo che in un arco temporale di circa 90 anni la Repubblica di Venezia è stata in guerra con l'impero ottomano per solo 10 anni. C'è una prima guerra, me ne sono segnate perché se no me le sarei dimenticate, tra il 1499 e il 1503, una seconda guerra tra l'impero ottomano e la Repubblica di Venezia tra il 1537 e il 1540, e una quarta guerra, la guerra di Cipro, in cui c'è la battaglia di Lepanto, tra il 1570 e il 1573. Sostanzialmente sono 10 anni di guerra su un periodo complessivo di 90 anni di rapporti sostanzialmente pacifici e di scambi commerciali tra queste due entità, tra queste due realtà. Che cosa c'entra il Papa in tutto questo? Che il Papa c'entra perché nel momento in cui gli ottomani, durante la guerra di Cipro, che porterà alla battaglia di Lepanto, attaccano Cipro, per il Papa si concretizza l'idea di creare una convergenza di interessi da un lato verso la Repubblica di Venezia e dall'altro verso la Spagna, per poterle alleare sotto l'egida di una Lega Santa. Cioè il Papa promuove una Lega Santa per mettere insieme questi due stati contro la minaccia ottomana. Non è che la Lega Santa sia un revival delle crociate, perché c'erano già state delle altre Leghe Sante, addirittura non contro dei musulmani. Per esempio mi viene in mente Alessandro VI nel 1494, piuttosto che Giulio II nel 1511, avevano fatto due Leghe Sante in funzione antifrancese durante le guerre d'Italia tra Spagna e Francia. L'ultima Lega Santa l'aveva fatta Papa Paolo III tra il 1537 e il 1540 e aveva promosso appunto una Lega Santa contro gli ottomani. Attenzione, è vero che c'è un'alleanza, diciamo, con un cappello di tipo religioso, ma è comunque un'alleanza legata alla convergenza di due interessi distinti, di due obiettivi strategici distinti. Tenete conto che il maggiore esperto di flotte veneziane del 500 e del 600, che è Guido Candiani dell'Università di Padova, quando parla di questa alleanza delle flotte alleate in campo a Lepanto, non parla mai di alleati, ma parla sempre di collegati, cioè di due realtà che si erano occasionalmente messe insieme per una combinazione di interessi, perché gli interessi strategici, come avete capito dalle slide precedenti, sono diversi. Da un lato l'obiettivo di Venezia è quella di recuperare l'isola di Cipro, che è stata attaccata dagli ottomani. Dall'altra parte l'obiettivo degli ispano-italiani, degli Asburgo di Spagna, invece è quella della penetrazione nel Nord Africa. Quindi i veneziani sono poco interessati all'occidente del Mediterraneo, gli ispano-asburgici sono poco interessati invece al levante mediterraneo. Questi diversi punti di vista degli attori in gioco causeranno non pochi problemi durante la guerra di Cipro e la battaglia di Lepanto. Quindi abbiamo detto due partite, ma come venivano giocate queste partite nel Mediterraneo? Ovviamente attraverso delle flotte. E come erano fatte le flotte nel Mediterraneo del Cinquecento? Il bastimento più usato in Mediterraneo era la galea, chiamata anche galea sottile. Il nome deriva dal greco galeos, che significa pesce spada, o forse dal veneziano gaia, che vuol dire 1000 piedi, perché vista dall'alto una galea con i remi in funzione sembra il movimento di un 1000 piedi. La galea era una nave con una propulsione remica, andava a remi, con un pescaggio molto basso, adatta a navigare anche in bassi fondali, con uno o due alberi a vele latine. Le vele triangolari si chiamano latine. Il termine latino deriva probabilmente a una
variazione dal termine trine, che voleva dire triangolare, e poi è diventato latine. Era una nave lunga e stretta, con un rapporto lunghezza-larghezza di 8:1 circa, da cui il nome si chiamavano galee sottili. Questo era fatto apposta, il motivo per cui la galea era fatta così, per filare più velocemente sul mare. Qui vedete, nella slide vedete quelle che sono le caratteristiche tipiche della galea, quelle che sono le velocità e quello che era l'equipaggio. Ecco, una galea imbarcava circa tra 300 e 400 uomini in uno spazio molto ristretto. L'autonomia dell'imbarcazione, specialmente la possibilità di portare acqua potabile, era estremamente limitato. Le galee, c'erano le galee di dimensioni normali, che sono quelle che avete visto prima, poi vi erano le galee più grosse, che erano chiamate galee bastarde, che fungevano da capitane o da patrone, cioè sostanzialmente le galee ammiraglie delle flotte. Queste galee avevano uno o più fanali in poppa, cioè nella parte posteriore dell'imbarcazione, per poter essere riconoscibili. Qui vedete la Reale, che è la galea di Don Giovanni d'Austria, era l'ammiraglia Lepanto della Lega Santa, che addirittura aveva 3 fanali a poppa. Nel caso delle galee bastarde il numero dei rematori aumentava e si arrivava a 250 fino a volte a 300 rematori. Poi c'erano anche delle galee più piccole. C'erano delle galee più piccole che erano chiamate galeotte o anche mezze galee, e che avevano invece che 24 banchi di rematori, avevano 16-18 banchi di rematori. Oppure c'erano le fuste, lì vedete a sinistra una fusta, a destra vedete una galea all'ormeggio. Le fuste avevano 10-12 banchi di rematori. Queste si capisce che non sono galee tradizionali contando il numero di remi. In porto, qui vedete cosa succedeva in porto alle galee. In porto normalmente la galea ammainava la vela principale, e la vela principale veniva stesa sulla coperta della nave come copertura dal sole, perché le galee, come vedremo fra un attimo, non avevano un ponte di coperta come le navi del 600 o del 700. Questa è la galea maltese dei Cavalieri di Malta, dei Cavalieri di San Giovanni. La galea era una nave, come dicevamo, che operava nei bassi fondali, operava sotto costa, e però proprio a causa delle sue caratteristiche, cioè che aveva un pescaggio basso, era una nave, era un'imbarcazione che soffriva molto il mare grosso. Non avendo una coperta, nei mesi invernali l'equipaggio soffriva moltissimo anche delle basse temperature. Per tutti questi motivi, sostanzialmente le flotte di galee operavano da aprile inoltrato fino all'inizio di ottobre, perché nei mesi invernali le flotte non operavano per ragioni evidenti, insomma. Operavano soltanto con il bel tempo per evitare di avere il mare grosso. Una galea imbarcava tantissimi uomini, vedete, 300-400 uomini su una piattaforma. Io ho fatto 2 conti di circa 250 metri quadri, quindi vuol dire che c'era davvero poco spazio. Una persona aveva uno spazio che era meno di 1 metro quadro a testa, quindi immaginatevi come stavano. C'erano 24 banchi di rematori nelle galee standard, in qualche caso si arrivava a 30 banchi di rematori. Ogni banco di rematore per lato aveva 3, 4 o 5 rematori, e in media c'erano 200-300 rematori. La voga della galea, se vi interessano questi dettagli tecnici, era come nel canottaggio moderno. Quando vedete le gare di canottaggio è la stessa cosa, per cui i vogatori vogavano con la schiena alla prua, quindi la nave andava in questa direzione e chi vogava aveva la schiena rivolta verso la prua, e i rematori erano guardati a vista da degli aguzzini, i quali, se questa gente non remava, venivano frustati. Gli aguzzini dovevano anche loro stare attenti, perché se scappava qualche galeotto che era a remo, subivano punizioni corporali gli aguzzini stessi, per cui ci sono nelle fonti dei riferimenti in cui gli aguzzini, per esempio, gli venivano tagliate le orecchie o il naso perché avevano lasciato scappare qualche rematore. Interessante è la composizione dei rematori. Nelle galee barbaresche ottomane,
come anche nelle galee ponentine, che sono le galee spagnole e italiane, vi erano soprattutto tra i rematori schiavi, prigionieri di guerra e forzati. I volontari erano pochissimi, mentre invece sulle galee veneziane, che erano un po' diverse rispetto alle altre, i forzati erano pochi. Per la maggior parte si trattava di schiavi e di forzati sarebbero i prigionieri delle carceri, che invece che andare a finire in carcere finivano in galea o galera, per cui da cui il termine finire in galera deriva proprio da questo. Vi erano pochi forzati, per la maggior parte erano schiavi e prigionieri, oppure i cosiddetti buona voglia, cioè chi erano i buona voglia era gente che evidentemente non aveva altre possibilità se non guadagnarsi da vivere andando a vogare in galea. Qui vedete come funzionava la voga delle galee. La voga delle galee era la cosiddetta voga a scaloccio, che vedete lì a sinistra, per cui voi avete i rematori, 3, 4 o 5, in questo caso 5, che agivano tutti contemporaneamente sul remo. Come facevano? Vedete che c'è il banco di voga, si alzavano in piedi, prendevano il remo e poi lo tiravano indietro e si risedevano sul banco di voga. La voga a scaloccio aveva sostituito nel primo Cinquecento la cosiddetta voga a terzarolo, in cui sui banchi di voga c'erano invece 3 rematori che erano seduti sul medesimo banco ma azionavano 3 remi diversi. Ora, questa cosa qui, che per certi versi poteva funzionare meglio, però necessitava di personale più addestrato, per cui si era passati dalla situazione che vedete a destra alla situazione che vedete a sinistra. Qui vi faccio vedere una galea da una xilografia di un autore del periodo, si chiama Cesare Vecellio, che rappresenta la galea sottile L'Angelo di Onfray Giustiniani alla battaglia di Lepanto. Questa galea fu incaricata dal capitano generale d'Amar, che era Sebastiano Venier a Lepanto, di portare velocemente a Venezia la notizia della vittoria. Allora, qui credo che dalla slide non riusciate a leggere, per cui vi leggo io in alto, c'è scritto, me lo sono scritto, la trionfante galera del chiarissimo Giustinian che portò la notizia a Venezia della gran vittoria, della rotta e cattura dell'armata turca. Mentre in basso a sinistra e a destra c'è scritto: strascinava questa galera molte bandiere dei turchi, acquistate per acqua, prese in mare, in dispregio loro, et era carga di prigioni turchi che vogavano. A destra invece si legge: in segno di trionfo i soldati et galeotti erano vestiti di le spoglie dei turchi, gridando vittoria, suonando trombe e tamburi, sparando tutta l'artiglieria. Okay? Ecco, la cosa interessante, ho trovato su internet e gli ho scritto e ci siamo scritti, anzi lo ringrazio, Luciano Giro, che è un modellista, adesso non so se è di Padova o Venezia, adesso non ricordo con precisione, che ha ricostruito proprio questa galea, e qui si vede da questo modellino alcuni dettagli che sembrano, a me paiono interessanti. Ad esempio si vede bene come sulla galea non c'era un ponte, perché non c'è un ponte, c'è una corsia centrale che è quella che vedete, vediamo di far saltare fuori di nuovo il mouse, la corsia centrale della galea è questa. Allora, dov'è che sta? Eccolo qua. La corsia centrale della galea è questa, poi si vede qua davanti che c'è l'arrembata dove stavano le fanterie imbarcate per arrembare le navi avversarie e lo sperone posto a prora. Le galee erano anche munite di pezzi di artiglieria, avevano dell'artiglieria imbarcata, e l'artiglieria imbarcata su una galea era particolarmente importante e consistente. Pensate che l'artiglieria imbarcata su una galea pesava come costi per il 25% del costo totale dell'imbarcazione. Questa è un'immagine che ho preso da un lavoro di Renato Gianni Ridella, che ringrazio, che è un esperto genovese di artiglieria del Cinquecento, e fa vedere com'era la disposizione dell'artiglieria su questa galea, che poi è stata venduta al duca di Toscana nel 1560, quindi pochi anni prima rispetto a Lepanto. Allora, come vedete, il pezzo principale,
lo chiamo pezzo perché poteva essere un cannone o una colubrina, era messo al centro, era il cosiddetto cannone o colubrina di corsia. I pezzi di corsia, diciamo, chiamiamolo cannone, il cannone di corsia erano pezzi da 20 a 50 libbre. L'artiglieria, rispetto al modo moderno con cui viene classificata, che è classificata in base al calibro della canna, era classificata in base al peso del proiettile che sparava. Quindi 20-50 libbre, siccome queste sono libbre veneziane che sono poco più di 3 etti, 20-50 libbre vuol dire grosso modo da 6,5 kg a 16 kg di palla di ferro che veniva sparata da questo cannone. A fianco al cannone di corsia, il cannone principale, vi erano degli altri pezzi di artiglieria con dei nomi anche particolarmente coloriti che contribuivano ovviamente alla potenza di fuoco della nave. I pezzi di artiglieria stavano su un affusto senza ruote, per cui scivolavano, soprattutto il pezzo centrale di corsia, che era quello che aveva il rinculo maggiore, perché il rinculo dei pezzi di artiglieria di qualunque arma da fuoco dipende dal peso della palla sparata, quindi più era pesante il pezzo, maggiore era il rinculo. Rinculavano sulla corsia centrale su questo affusto in legno senza ruote. È interessante questa considerazione a mio modo di vedere. Le galee veneziane erano meglio armate, avevano mediamente da 3 a 5 pezzi, mentre invece le galee ponentine, quelle spagnole, quelle genovesi, quelle papali, quelle siciliane, quelle napoletane e anche quelle ottomane e barbaresche avevano un numero minore di pezzi, da 1 a 3 pezzi. La differenza era però che le galee veneziane erano più lente, le galee ponentine erano invece delle imbarcazioni dei legni più veloci. Ovviamente il tiro d'artiglieria si poteva fare anche a distanza. I veneziani avevano fatto alcuni esperimenti per fare più tiri d'artiglieria su imbarcazioni a distanza, ma certamente l'effetto maggiore, la potenza di fuoco maggiore la si otteneva quando si sparava a bruciapelo a distanza ravvicinata. Le galee erano armate anche con dei pezzi d'artiglieria di piccolo calibro, di piccole dimensioni, erano dei cannoncini a forcella a retrocarica chiamati petriere, che erano sostanzialmente dei pezzi di artiglieria brandeggiabili su una forcella, vedete da questa immagine, ed erano orientabili, erano montati dove c'erano le arrembate e servivano sostanzialmente per fare una scarica a distanza ravvicinata, erano caricati con del pietrisco di varia pezzatura, per cui a corta distanza poteva fare una specie di rosata di proiettili sull'avversario poco prima dell'arrembaggio. Perché parliamo di poco prima dell'arrembaggio? Perché la galea aveva anche delle fanterie imbarcate per le azioni di abbordaggio e per la difesa del bastimento, per cui durante il combattimento la fanteria cosa faceva? Stava sulla corsia centrale della galea e nell'arrembata. Arrembare la nave deriva proprio dal termine della parte anteriore della galea, che si chiamava arrembata. Stava nella arrembata di prua e al momento buono la fanteria era pronta a saltare il legno, l'imbarcazione nemica. A Lepanto, alla battaglia di Lepanto, la fanteria imbarcata sulle galee cristiane era appartenente soprattutto ai tercio, quindi reggimenti ispano-italiani, i tercio spagnoli. I tercio che erano imbarcati a Lepanto sono 4, me li sono segnati: il tercio di Sicilia di Don Diego Enriquez, il tercio di Napoli di Don Pedro de Padilla, il 2 tercio di Spagna, che era il tercio di Don Lope de Figueroa, e il tercio di Don Diego de Moncada, quindi 4 tercio. Le galee veneziane avevano normalmente poca fanteria imbarcata, per cui a Lepanto sono state pesantemente rinforzate con la fanteria imbarcata spagnola, che qui vedete in questa immagine. Le galee come combattevano? Dovete dimenticare il modo di combattere delle flotte moderne, con le navi una dietro l'altra che si sparano con l'artiglieria che sta sulle murate, sulle fiancate. Perché le galee, come vedete per esempio da questo affresco, si schieravano in linea di fronte, una a fianco all'altra. Poi le galee si affrontavano prora contro prora, come vedete qui così, e attaccavano il legno avversario, l'imbarcazione avversaria di prua, con lo sperone. Poco prima dell'impatto
si spazzava la corsia avversaria con i colpi di archibugio, con i tiri di balestra o di arco, oppure con i pezzi di artiglieria imbarcata, e poi si assaltava l'arma bianca con le picche, le spade, gli spadoni, gli scudi a rotella e così via, di cui erano dotate le fanterie. Sulle galee, e anche a Lepanto c'è anche questa cosa poco ricordata spesso, ma esiste anche questo, sulle galee vi erano anche delle cosiddette pignate incendiarie, cioè sostanzialmente delle specie di bombe a mano di tipo incendiario che potevano essere usate per dare fuoco ai legni avversari. Anche i marinai erano addestrati a combattere, cioè quando si andava all'arrembaggio andavano tutti, perché era una questione di vita o di morte, perché quando una galea nemica veniva conquistata o ti buttavi in mare oppure ti facevano fuori, perché nessuno veniva risparmiato. A Lepanto, in molti casi, sia dalla parte cristiana che dalla parte ottomana, sono stati sferrati i forzati e i buonavoglia, perché anche i buonavoglia, anche se erano volontari, erano ferrati al remo, quindi erano bloccati nella posizione in cui remavano, sono stati sferrati per poter combattere. Come potete immaginare, le battaglie navali erano più simili a battaglie terrestri, in cui l'imbarcazione, in cui la galea era il mezzo di trasporto e la piattaforma su cui combattere. E infatti, se voi andate a guardare qualsiasi rappresentazione pittorica, vi dà ragione di questo fatto. Qui vedete anche un'immagine moderna di un amico, Giuseppe Rava, che è secondo me uno dei migliori illustratori di temi militari che abbiamo in Italia. Lui è un faentino e parlando con lui mi ha dato un po' di immagini di quelle che ha fatto, e qui vedete un esempio, una rappresentazione moderna, ripeto, di un arrembaggio tra una galea cristiana e una galea ottomana. Quindi a tutti gli effetti le galee che cos'erano? Le galee non erano altro che quelle che saranno chiamate nel Novecento le capital ship. Qui sopra cosa vedete in questa immagine? Qui sopra vedete il porto di Genova con la squadra genovese alla fonda, si vedono bene le galee che sono quelle ripresentate indicate in quel riquadro giallo tratteggiato, si vede anche la lanterna di Genova, eccola qua, questa è la lanterna di Genova, si vedono anche delle altre navi che non sono galee, e per confronto io cosa ho messo? Ho messo la cosiddetta flotta bianca, la squadra da battaglia americana in Atlantico prima della Prima Guerra Mondiale. Le capital ship nel Novecento erano le navi da battaglia, nel XVI secolo, nel Cinquecento, le capital ship erano le galee. Non c'erano soltanto le galee sottili, cioè il bastimento delle marine militari, ma c'erano anche le cosiddette galee grosse o galee da mercato, che erano dei bastimenti più tozzi rispetto ai precedenti, che avevano una stiva di dimensioni maggiori per imbarcare il carico. Questo è un modello sempre di quel modellista che vorrei ringraziare anche lui in questa presentazione, che ha appunto riproposto una galea da mercato, e vedete che rispetto alle galee tradizionali non c'è la rembata, cioè dove si mettevano per arrembare la galea avversaria. La galea grossa, le galee da mercato, erano comunque armate anche loro, perché il Mediterraneo era un mare infestato da corsari, un po' di tutte le bandiere, e quindi anche le unità mercantili dovevano difendersi. Nel Cinquecento, anzi credo prima, i veneziani avevano introdotto il sistema dei convogli. Il sistema dei convogli non è moderno, cioè il fatto che più unità da carico si muovono insieme per darsi protezione reciproca è un'innovazione veneziana del Cinquecento. Abbiamo parlato di corsari. Guardate che quando parliamo di corsari c'è per esempio i corsari barbareschi, o anche i corsari spagnoli, francesi, italiani, perché i corsari c'erano di tutte le bandiere, c'erano anche i corsari del Cavaliere di Malta. Noi non stiamo parlando di banditi, noi stiamo parlando di uomini e imbarcazioni che facevano la cosiddetta guerra di corsa, cioè azioni militari a bassa intensità, assolutamente inquadrate all'interno di una guerra esistente tra stati,
che erano assolutamente considerate consentite, cioè ad esempio abbiamo parlato prima della Spagna e dell'Impero Ottomano. Spagna e Impero Ottomano erano sempre in guerra tra loro in questo periodo di tempo. Bene, i corsari spagnoli, perché c'erano come i corsari barbareschi, erano in guerra e quindi attaccavano con il diritto di guerra le navi dell'avversario con queste azioni che noi diremmo piratesche, ma non è corretto, perché dobbiamo dire azioni corsare, e potevano fare bottino, conquistare le navi avversarie. Nel caso fossero stati catturati, non sarebbero stati passati a fil di spada come dei banditi, perché non erano dei banditi. Questo è lo spirito della guerra di corsa, cioè è un modo diverso di fare la guerra. Diverso è invece quello che vedete qui, il problema dei pirati, perché in Mediterraneo, oltre ai corsari, esistevano anche i pirati, per esempio i pirati uscocchi, che stavano nella zona del Carnaro, all'interno dell'Adriatico. Questi invece erano dei banditi, questi erano dei banditi che attaccavano indistintamente tutti. Cioè, mentre i corsari, per esempio ottomani, non attaccavano le navi ottomane e non attaccavano le navi veneziane, se non quando erano in guerra con la Repubblica di Venezia, ma attaccavano soltanto le navi italiane, dei Cavalieri di Malta, le navi spagnole, i pirati invece attaccavano tutti e i pirati invece erano considerati alla stregua di banditi. Ma uno si chiede, ma perché questo qua mi sta parlando di galee da mercato, visto che stiamo parlando della battaglia di Lepanto? Perché a Lepanto i veneziani avevano introdotto una cosa particolare, una sorta di innovazione, cioè avevano preso alcune galee da mercato, le avevano modificate e avevano creato le cosiddette galeazze. Qual è l'idea della galeazza? L'idea della galeazza è quella di sfruttare la mobilità e la manovrabilità di una galea, quindi la manovrabilità dei remi, di avere una piattaforma più massiccia, più grossa di una galea normale e più stabile, per poter aumentare il numero di pezzi di artiglieria che non sarebbero stati disposti solo a prua, ma anche sulle fiancate. Qui vedete delle raffigurazioni delle galeazze e tenete presente che a Lepanto, davanti, schierati di fronte alla flotta cristiana a Lepanto, erano presenti 6 galeazze. Il merito di queste galeazze, noi come innovazione tecnologica, lo dobbiamo al provveditore dell'Arsenale di Venezia, tal Marcantonio Pisani. Cosa ci dice Marcantonio Pisani? Ci segnala che le galeazze a Lepanto avevano il sistema della voga a terzarolo, questo è il motivo per cui ve l'ho fatto vedere, quindi c'erano 3 rematori per banco, ognuno dei quali aveva 3 remi, quindi non c'era la voga a scaloccio ma a terzarolo. E cosa avevano fatto per costruire le galeazze? Non avevano fatto altro che prendere una galea da mercato, mettergli una coperta, quindi un ponte di copertura che le galee normali non avevano. Sulle fiancate di questa imbarcazione, sulle murate, erano state alzate le fiancate ed erano stati posizionati dei pezzi di artiglieria. Questo rendeva la galeazza complessivamente molto più difficile da arrembare, perché aveva le murate molto alte e soprattutto aveva una quantità di pezzi di artiglieria, di munizioni d'artiglieria presenti molto maggiore rispetto a una galea normale. Mentre una galea normale, come abbiamo visto, aveva 1, 3, 5 pezzi di artiglieria, una galeazza tra pezzi di artiglieria in caccia, a poppa e sulle fiancate portava dai 12 ai 18 pezzi pesanti e dai 10 ai 20 pezzi leggeri, più la fanteria imbarcata, perché a Lepanto, ad esempio, sulle galee imbarcate erano presenti 200 archibugeri per galea. Qui vedete un modello costruito, sempre dal modellista di cui parlavamo prima, di una galea, si vedono bene i pezzi, si vede bene le alte murate di questa imbarcazione e si notano i pezzi di artiglieria sulle fiancate. Questa è la stessa rappresentazione vista dall'alto, con i pezzi in caccia e i pezzi sulle fiancate. Tenete presente che secondo molti autori le rappresentazioni di galeazze che vi ho fatto vedere prima non dovrebbero essere proprio reali, sono un po' delle invenzioni successive, perché se voi guardate altre illustrazioni di galeazze, come per esempio negli arazzi della Villa del Principe Doria a Genova, ci sono una serie di arazzi sulla battaglia di Lepanto, si vedono le galeazze
e queste galeazze hanno delle caratteristiche dal punto di vista degli scafi leggermente diverse, hanno sempre cannoni a prua in caccia sulle fiancate, sono navi a remi con 3 alberi, ma non hanno questo castello di prua così evidente. Ogni tanto se voi cercate su internet magari trovate scritto la galeazza è un'arma segreta, è l'innovazione tecnologica fondamentale di Lepanto. La galeazza non era un'arma segreta, la galeazza esisteva già prima di Lepanto, ce le avevano anche i turchi le galeazze. Nei documenti veneziani le galeazze turche venivano chiamate maone. E allora uno si chiede, ma perché non venivano usate in guerra? Perché le galeazze sostanzialmente erano delle imbarcazioni lente e rallentavano il movimento di tutta la flotta. Quindi se tu volevi fare delle operazioni rapide con la flotta, non dovevi avere dietro questa tipologia di imbarcazione che era sostanzialmente una palla al piede. Qual è la vera innovazione tecnologica, che è un'innovazione veneziana di Lepanto? È stato quello di aver munito queste imbarcazioni di molti pezzi di artiglieria e di averle impegnate tatticamente in una posizione avanzata durante la battaglia. E chiudo questa prima parte, perché siamo andati forse un po' troppo lunghi, per dire 2 cose importanti. Uno si chiede, ma come nel Mediterraneo allora c'erano solo le galee? No, non esistevano solo le galee sottili, le galee da mercato e le galeazze, perché in Mediterraneo c'erano anche le navi o navi tonde. Se avete fatto caso, io non ho mai usato il termine nave parlando di galee e galeazze, ho sempre cercato di usare il termine bastimenti, legni, perché la nave, che adesso è un termine che definisce collettivamente tante imbarcazioni che vanno per mare, nel Cinquecento la nave definiva un particolare tipo di imbarcazione, cioè un'imbarcazione a vela, senza remi, con le murate molto alte e che veniva usato soprattutto, ma non solo, soprattutto in Atlantico. C'erano queste imbarcazioni di cui sicuramente avete sentito parlare, le caravelle, le navi o caracche, i galeoni, ecco, erano tutte imbarcazioni con varia denominazione, che cambiava questa denominazione in funzione del numero di alberi e della velatura. Le più piccole erano le caravelle, che erano delle navi del 400, poi vi erano le cosiddette navi vere e proprie o navi tonde, e successivamente si affermeranno nel Mediterraneo e in Atlantico i galeoni. Qual era il problema di queste imbarcazioni? Il problema di queste imbarcazioni è che, avendo soltanto la propulsione velica, erano fortemente influenzate dalle condizioni del vento, e in Mediterraneo, nei mesi belli nelle stagioni belle, quindi sostanzialmente in estate, quando operavano le flotte, queste imbarcazioni venivano utilizzate come navi mercantili perché avevano una scarsissima manovrabilità e non erano utili, si difendevano bene contro un potenziale avversario, ma non venivano usate offensivamente. Di che cosa sto parlando? Vi faccio vedere l'esempio più tipico. Ecco, l'esempio più tipico e più noto sono le 3, tra virgolette, caravelle di Colombo, che non sono 3 caravelle, perché 2 sono caravelle, perché la Pinta e la Nigna sono 2 caravelle, mentre la Santa Maria non è una caravella ma è una nave, per cui chi si interessa di queste cose sappia che Colombo non sono le 3 caravelle ma 2 caravelle e una nave. Ultima considerazione, questa è l'evoluzione della tipologia della nave, che è il galeone. Il galeone ha la classica configurazione che poi avranno i velieri dei secoli successivi, 3 alberi, trinchetto, maestra e mezzana, con le vele prevalentemente quadre, non più con le vele latine, le vele triangolari. Sono navi d'alto bordo con i cannoni, con i pezzi di artiglieria sulle fiancate e non in caccia e non a prua come le galee. Le flotte miste di galee e navi operavano insieme. Questa per esempio è una rappresentazione della spedizione portoghese in Sudan e fa vedere una flotta mista. Vedete, c'è un galeone, ci sono 2 navi tonde, c'è una caravella,
ci sono delle galee e c'è una galea e ci sono due fuste, perché operavano insieme, perché avevano caratteristiche operative anche diversificate tra di loro. Perché poco usate in Mediterraneo? E qui arriviamo alla conclusione della prima parte, perché come tutti i mari chiusi il Mediterraneo aveva un problema. La guerra in Mediterraneo, come già dicevamo, si faceva sostanzialmente soltanto nei mesi estivi, quando regnava calma di vento. La navigazione avveniva prevalentemente sotto costa, perché non c'erano dei sistemi di rilevamento del posizionamento satellitare delle imbarcazioni, non c'era la possibilità di avere delle mappe particolarmente accurate e quindi le navi e le galee si muovevano sotto costa dove la forza del vento era ovviamente limitata. Quindi cosa succedeva? Che navi, caravelle, navi tonde, galeoni erano spesso immobili in mare nel teatro operativo e quindi sostanzialmente erano inutili. Come dicevo prima, si difendevano bene, erano difficilmente abbordabili, ma erano sostanzialmente offensivamente inutili. La galea invece in Mediterraneo aveva la forza di propulsione dei remi, aveva una notevole mobilità, anche se aveva pochi pezzi di artiglieria in caccia, riusciva a sottrarsi dal tiro d'artiglieria delle navi e riusciva anche, attaccando in coppie, in 2 o 3 galee contro la medesima nave, a catturarla. Erano stati fatti obiettivamente dei tentativi nelle flotte per fare operare insieme queste 2 tipologie di imbarcazione, ma tutte queste operazioni erano sostanzialmente fallite, perché se le operazioni navali dovevano essere rapide, le navi davano un impedimento alla restante parte della flotta. Questa caratteristica, e qui termino la prima parte del mio intervento, è una caratteristica costante della guerra navale del Cinquecento e un po' anche dei 2 secoli successivi del Mediterraneo. Cioè noi non dobbiamo pensare che nel Mediterraneo poi le galee sono sparite, perché dipendevano specificamente dal teatro operativo. Ancora nel 600 e nel 700 in Mediterraneo ci sono flotte miste di galee e di navi tonde. Quest'estate, per esempio, sono andato a Orbetello, a un certo punto girando per il paese ho visto una rappresentazione dell'assedio di Orbetello da parte della flotta francese durante la guerra dei 30 anni, se non ricordo male 1642 o 1643. Si vede chiaramente la flotta francese formata sia da galeoni che da galee che assediano la fortezza spagnola di Orbetello. Questa cosa qui però era comune anche in altri mari. Per esempio ci sono flotte di galee in questo periodo e nel secolo successivo nel Baltico. C'erano sia svedesi che danesi che russi, avevano flotte miste di galee, perché soprattutto nelle operazioni anfibe e nei bassi fondali erano molto più utili le galee rispetto alle navi tonde. Con questo io ho terminato la prima parte, adesso facciamo 2 minuti di pausa e poi dopo cominciamo con la seconda.